del centro della Sardegna, ricco di boschi, una valle ricoperta da una fitta vegetazione mediterranea, in cui gli arbusti di mirto, leccio e lentischio si aggrovigliano tra imponenti massi calcarei. Siamo nella storica regione del Mandrolisai, in territorio di Austis. Qui la natura è un incanto, testimone silenzioso e impotente di un amore struggente, consumato tanto tempo fa e finito purtroppo in tragedia. Il fitto groviglio di arbusti si scioglie davanti a una roccia alta 50 metri, un masso granitico dalle inconfondibili forme femminili che gli abitanti del luogo chiamano Sacrabarissa, la donna di Cabras. È stato il tempo, con l'aiuto del vento e dell'acqua, a scolpire la roccia, ma per altri le sue origini si raccontano con la leggenda. È la fanciulla giunta da lontano, si dice, che si fece pietra per aver perso il suo amato pastore. Sacrabarissa svetta ancora lassù, impietrita nel suo abito tradizionale. Solitaria è a guardia del paese, colpevole di aver creduto ad una promessa d'amore, stretta con un giovane di Austis. Parole dolci, mai mantenute, che si persero nel vento. Quelle parole risalgono all'epoca della transumanza invernale, quando i pastori erano costretti a scendere dalle montagne alla ricerca di pascoli migliori e ad accompagnare le greggi fino alla costa, dove il clima è più mite. In un tiepido giorno d'inverno, si narra, un gruppo di pastori proveniente da Austis giunse finalmente in pianura, nella piccola cittadina di Cabras. È qui che nacque l'amore, un sentimento nobile ma ingannevole, che andò incontro a un destino triste e maledetto. Tra il gruppo c'era un affascinante giovanotto che rimase colpito da una fanciulla del posto. Il suo nome rimane un mistero, ma si dice fosse giovane e bellissima, avvolta nel magnifico abito locale. Bastò un semplice sguardo e tra i due fu subito idillio, tanto che si scambiarono doni e promesse di matrimonio. Ma quell'idillio, nato in un giorno d'inverno, si spezzò in primavera, quando il giovane pastore riprese la via della montagna, lasciando la ragazza in attesa del suo promesso ritorno. Passarono i giorni e la fanciulla, stufa di aspettare e preoccupata per le sorti del suo amato, decise di incamminarsi verso Austis per capire cosa fosse accaduto. Il sentiero, impervio e faticoso, non la spaventava. La fanciulla proseguì lungo il cammino, desiderosa solo di riabbracciare il suo innamorato. Al suo arrivo, però, nessun abbraccio, nessuna dolce parola. La giovane ragazza scoprì l'inganno di quell'amore. Il pastore, quel giovane che doveva sposarla, era in realtà già legato ad una donna del posto. Affranta dal dolore, la fanciulla decise di riprendere la via di casa, ma non giunse mai a destinazione. Durante il suo ritorno a valle, nel sentiero che riporta alla pianura, la giovane, venuta da lontano, decise di fermarsi per rivolgere un ultimo sguardo al paese del suo amato, ma il dispiacere fu così forte che rimase pietrificata per sempre. La donna di Cabras, Sacrabarissa, è ancora lì, avvolta per sempre in una splendida veste di pietra, che guarda solitaria il suo amore perduto. In posizione centrale rispetto all'isola, il cuore del sopramonte, quasi a separare i territori di Orgosolo e Ursulei, trova spazio lo spettacolare canyon di Sugorropu, splendida faglia definita dallo scoglio impetuoso del rio Flumineddu. Apprezzatissima meta di escursionisti e semplici curiosi, stranieri e sardi, la gola si snoda per circa 1,5 chilometri e si fregia dell'onore di essere definita la più profonda e suggestiva di tutta l'Europa.
Una location tanto pittoresca è inevitabilmente divenuta teatro di oscuri misteri, oltre che dimora presunta di creature leggendarie. In tal senso il forte vento che soffia e risuona tra le rocciose pareti tra piombo ha senz'altro completato un quadro già di per sé inquietante. Un vento capace di sbattere contro le frastagliate pareti in pietra interi stormi di uccelli, spesso uccidendoli. Nel tempo una delle più celebri e spaventose figure legate alla zona è divenuta Samama e Gorroppu, una creatura orrida e assassina che avrebbe trovato dimora nel buio del canyon. Un mostro non ben definito, forse uno dei temibili Druillos, che con i più celebri trolls nordici avrebbe parecchio in comune. Nella gola di Gorroppu viveva una bellissima fanciulla che dimorava nella dolina di Adarre. Ben pochi erano i pastori che l'avevano vista da vicino, ma chi aveva avuto la fortuna di intravederla, anche a distanza, la descriveva di una bellezza impareggiabile. La fanciulla usciva dalla sua voragine attraverso un passaggio segreto e sbucava in un bosco di lecci. Qui si sedeva su uno sgabello d'oro e si metteva a dipanare la lana su un telaio anch'esso dorato. Talvolta i pastori la vedevano in lontananza tra boschi e valli su un cavallo bianco, ma quando cercavano di rintracciarla non riuscivano nell'intento, perché le orme del suo cavallo segnavano una direzione diversa da quella in cui la bella signora, che tutti ritenevano una fata, era stata avvistata. I pastori quindi fecero la posta per alcuni giorni e le loro speranze non furono deluse. Videro la Iana che usciva dal tunnel, girava a rovescio gli zoccoli del suo cavallo e allora capirono perché nessuno era mai riuscito a rintracciarla. La fanciulla, in groppa al destriero, girava per i salti del sopramonte di Orgosolo, penetrava nell'ombrosa gola di Gorroppu e si addentrava nella pischina e Urzadala, che tutti credevano un pozzo senza fondo. Questo suo vagabondare aveva acceso la fantasia dei giovani e tutti avrebbero voluto vederla in volto. I più intraprendenti avevano notato che la ragazza all'alba non mancava mai di mostrarsi nella zona detta di Tascusoriu. Qui scompariva, come se la terra l'avesse inghiottita insieme al cavallo, e non rincompariva se non dopo il tramonto del sole. Quindi tutti si convinsero che la fata si nascondesse in una grotta dove celava un tesoro. I mandriani avevano sempre sentito parlare, infatti, di un immenso tesoro portato dall'Oriente, nascosto in quel luogo da un popolo che lì si era stabilito quando vennero costruiti i nuraghi. I pastori lo avevano tanto cercato, ma senza nessun risultato. Un giorno capitò nel sopramonte un vecchio esperto in arti magiche, che in fatto di tesori la sapeva lunga. Se la fata della voragine di Addarre custodisce un tesoro, voi non le troverete, ma perché solo chi ha l'anima pulita può trovare un tesoro che non proviene da rapine. Servono anime innocenti, bambini. Loro possono entrare in possesso, senza averne alcun danno, disse ai pastori. Quando venne il bel tempo, due pastori incuranti dello scetticismo dei compagni portarono all'ovile del sopramonte i figli, un maschietto e una femminuccia di 7-8 anni. Fecero loro visitare la zona e chiesero loro di non temere qualsiasi cosa vedessero. A voi che siete innocenti nulla può far male. Se vedete una signora, donatele questo agnello e questo capretto e chiedetele in compenso il telaio d'oro. Detto ciò, i genitori si allontanarono, lasciando i figli vicino alla grotta, dove si diceva che la fanciulla comparisse. I bimbi giocavano sereni con le due bestiole quando videro dinanzi a loro il cagnolino della fata. Questo non abbaiò per 3 volte come era solito fare quando qualche adulto si avvicinava, ma annusò i bambini e si mise a giocare con loro.
Ben presto comparve anche la Iana. I bambini la guardarono ammirati. Non avevano mai visto una signora tanto bella. Subito ricordarono le parole dei genitori e le offrirono gli animali chiedendo in cambio il telaio d'oro. Il telaio non posso darvelo, rispose la fata. Nelle vostre mani diventerebbe subito di legno, ma vi darò un'altra cosa. Scomparve per un istante, poi tornò con un recipiente colmo di monete d'oro. Non dovete dire a nessuno chi ve le ha date, raccomandò la fata. Prese quindi con sé l'agnello e il capretto e, seguita dal cagnolino, scomparve. Da allora la fata di Adarre non si fece mai più vedere da quelle parti.